Eccoci, siamo arrivati alla 11ª stagione di Che Calcio Che Fa. Riprendiamo il nostro piccolo format con questa prima puntata. Ovviamente il campionato è già iniziato, le coppe sono già iniziate, noi abbiamo seguito ovviamente con molto interesse il percorso delle varie squadre sia in Italia, in Serie A ovviamente, che nella Champions. Che Calcio Che Fa è un format che in qualche modo abbraccia, almeno ha abbracciato nel passato, varie situazioni a livello di comunicazione con la radio, con la televisione su Lombardia TV e lo streaming sulle pagine ovviamente Facebook, insomma social, YouTube, Twitch, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che la comunicazione si evolve, cambia nel tempo e può essere in qualche modo dipanata nelle varie nelle varie situazioni che possono verificarsi di volta in volta. E ovviamente noi in questo momento abbiamo il collegamento in streaming andiamo a vederlo velocissimamente, con Facebook, YouTube, Twitch, Instagram e anche LinkedIn da quest'anno. Vabbè, questo anche perché poi indubbiamente più si allarga e meglio è, per un concetto appunto di maggiore divulgazione. Il format prevede sempre la presenza di uno o più persone, soprattutto di settori che in qualche modo possono catturare l'interesse al di là di quello che possono essere le attualità delle varie giornate. È bello parlare di calcio, Che Calcio Che Fa, appunto per questo motivo, avere la possibilità di incontrare dei personaggi, operatori, professionisti del settore che riescono in qualche modo a dare del valore aggiunto. E inizio nel migliore dei modi, inizio con un artista, perché ovviamente è un grande artista, soprattutto nel settore del calcio, perché da tanti anni, decenni, lui illustra ovviamente i gol e i movimenti più belli del calcio. Quindi noi parliamo di tecnologia, parliamo di digitale, ma per fortuna si va ancora avanti con l'ingegno e la bravura di personaggi come Franco Bocchicchio. Eccolo qua. Ciao Franco. Non ti sento. Non ti sento. Non vedo. Come mai? Mi vedi? Prova a rivedere. No, non ti sento. Riprova. Tu mi senti? Abbiamo fatto la prova un secondo fa. Oh, mannaggia. Allora, rivediamo un attimo. Questi sono gli inconvenienti. Siamo partiti molto bene, ecco, da questo punto di vista. Non so come mai, ma evidentemente ci sono dei problemi di connessione e quindi andiamo un attimo a rivedere. Qua c'è il massimo. Quindi speriamo bene. Vabbè, insomma, parlavamo appunto di Che Calcio Che Fa negli anni. Vediamo un attimo che c'è un commento. Ok, un saluto intanto di Fabio Arturo Vellutini che ci segue ogni anno e quindi ci porta, ci dà in questo momento anche il suo appoggio morale, speriamo bene. Il discorso che è legato a Che Calcio Che Fa ha avuto negli anni tantissimi interpreti del settore calcio, che possono essere stati nel passato ma anche ovviamente nel futuro, dei giornalisti, dei personaggi di riferimento delle squadre di calcio come direttori sportivi, calciatori, allenatori, e quindi è sempre stato molto divertente parlare di calcio in una forma molto leggera, che appunto il format in qualche modo prevede nel tempo. Abbiamo presentato libri e presenteremo ovviamente libri. Nella giornata di oggi, per esempio, è importante andare a vedere che cosa andremo a presentare, perché non è un caso che Franco Bocchicchio è un grandissimo illustratore, ha la possibilità di poter farci vedere ovviamente i suoi prodotti, che in questo periodo appunto sotto Natale abbiamo bisogno di calendari. Noi abbiamo qua per esempio 2 calendari che sono la palla nella rete e 2 stelle nel cielo. Ovviamente uno è di natura generale, di grandissime reti, segnature che sono state fatte nel tempo, e dall'altra parte quella invece delle 2 stelle del cielo è di natura interista. Lo vediamo qua. Ciao Franco. Spero che adesso vada meglio. Adesso sì, okay. Ci sentiamo, è un po' frizzata l'immagine, speriamo bene
che si riparta. Sei fermo in questo momento. Comunque, mi senti tu? Io ti sento molto bene. Tieni presente che io sono ubicato in un'area industriale, quindi a volte i segnali purtroppo risentono dell'attività industriale Ah, che c'è ok. nell'area. Quindi mi scuso, ridico buonasera di nuovo Fulvio, buonasera a tutti, però Ciao questo Franco. è anche un po' il bello della diretta e non dell'intelligenza artificiale, insomma. Esatto, comunque adesso sei a posto, ti si vede, prima eri un po' pixelato, adesso invece siamo a posto. Speriamo che Bene. tenga tutto il collegamento perché abbiamo da parlare ovviamente di calcio. Io ho in qualche modo evidenziato l'attività di Che Calcio Che Fa, che riguarda tutto il panorama dei personaggi che ruotano un po' attorno al calcio con l'interesse e con la passione, però ovviamente non possiamo non guardare all'attualità, perché se non si basa ovviamente il calcio sull'attualità delle partite, dei gol, della bellezza dei movimenti, ovviamente di che cosa stiamo parlando? È ovvio che in tutto ciò c'è anche la polemica, e mi sa che la polemica è molto ma molto italiana. Forse all'estero è un po' meno, però non so neanche quanto, perché insomma di sanguigni ce ne sono tanti in giro per l'Europa. Allora, io avevo già fatto vedere un preambolo già nel momento in cui tu eri staccato, che Calcio Che Fa ha presentato negli anni libri e pubblicazioni, e quest'anno è onorato di poter presentare delle pubblicazioni come appunto quelle di Franco Bocchicchio e della Tipografia Futura, che riguardano ovviamente i calendari. Quindi per chi è un appassionato di calcio, l'estrazione ovviamente di natura nerazzurra potrà avere le 2 stelle nel cielo, ma tutto il resto, tutti gli altri tifosi potranno invece in qualche modo scivolare su questo bellissimo calendario da alternare di mese in mese con i bellissimi gol che Franco è riuscito a catturare nella palla nella rete. Quindi come parte l'iniziativa? Ma l'iniziativa parte, diciamo, da un'idea della tipografia di Savona che tu hai citato prima, Sì. che cortesemente tutte le volte che io faccio poi un disegno si incarica di realizzare la tela che poi viene donata, diciamo così, normalmente ai protagonisti del nostro campionato, come è stato negli ultimi anni. E il tipografo Tiziano, che è un amico da tanti anni, pensa che abbiamo iniziato a fare l'università insieme nei primi anni '80, mi ha detto: ma scusa, con tutto ciò che hai fatto in questi anni, perché non facciamo un bel calendario? E così è nato il primo, quello che ogni mese vede un protagonista diverso per ogni squadra. E poi è nato il secondo, quello con i gol dell'Inter del 20° scudetto. Io gli ho detto: ok, va bene, ma siccome per me sono gol già fatti ed è bello in qualche modo pubblicarli, tutto ciò gli ho detto che sarebbe teoricamente destinato all'autore. Per me non lasciare assolutamente nulla, copri i tuoi costi, eccetera, eccetera, le spedizioni, tutto ciò che teoricamente verrebbe a me, non darmi nulla, metti via il gruzzoletto e poi fai una donazione dove decideremo, e quindi praticamente una parte di questo calendario, circa un 20-25%, viene sistematicamente destinato a, diciamo così, a una somma finale che poi destineremo a un'azione di beneficenza, perché è anche bello che da un lato i gol dell'Inter, la seconda stella, dall'altro i gol di Maradona, di Giorca F e degli altri protagonisti contribuiscono in qualche modo a regalare un'emozione natalizia anche a chi ne ha più bisogno di noi, dai. Beh, questa è una bellissima iniziativa, perché molte volte appunto le operazioni vanno avanti nel tempo, anche e soprattutto con i grandi numeri, quindi basterebbe veramente poco poco per poter essere destinato a qualche operazione. In questo caso speriamo che ci sia molta gente che acquisti questi calendari, sia dal fronte diciamo nerazzurro, che ovviamente di tutte le altre squadre. Nella tua attività, siccome abbiamo già fatto una puntata un paio d'anni fa che riguardava appunto un po' la tua attività, non ho recuperato i documenti e le immagini che mi avevi già dato. È chiaro che ci sono tantissime collaborazioni, Guerin Sportivo, Tutto Sport, ma dovresti dire tutte, che sono tantissime. Ma
la cosa che mi ha sempre un po' affascinato, perché vengo anche dal campo della grafica, ovviamente non a questo livello, perché è un livello veramente di capire già l'impostazione di quello che dovrebbe essere il momento giusto di poter realizzare il gol, mi piacerebbe capire tu da che parte inizi nel dare, diciamo, un taglio di prospettiva del campo, inizi dal punto centrale da dove pensi che la palla stia per entrare, il rapporto magari della porta nei confronti, diciamo, della distanza dell'inizio dell'azione. Insomma, sono tante costanti che tu devi valutare, e quindi volevo sapere questo. Oppure inizi magari a mettere gli uomini. Allora, Fulvio, tanti anni fa, quando ho iniziato a lavorare per Tutto Sport, c'era un caporedazione che mi diceva di non ammassare le figure. E questo è fondamentale, perché la vignetta doveva in qualche modo essere, come oggi è, un filmato, ma soprattutto doveva dare l'idea dell'azione principale. Quindi era inutile ammassare figure che non contribuissero a descrivere, che non c'entrano, oppure che anche se erano coinvolte nell'azione, se messe tutte insieme dove effettivamente c'erano, coprivano in qualche modo i protagonisti principali. Per cui la prima regola è di fare una descrizione la più chiara possibile, anche al limite tralasciando qualche, lasciami dire, difensore che andrebbe a impallare la traiettoria o chi ha calciato la palla. Allora, aspetta, io ti fermo un attimo e ti faccio vedere un gol recente. Sì, sì. Questo è il gol di De Ketelare, Sì. con il presunto fallo su Teo Hernandez. Ci sono tanti, ovviamente è un calcio d'angolo, adesso questo è ristretto su questa situazione, quindi è chiaro che tu in questo caso avresti ripreso probabilmente solo i due mini. Ovviamente mi permetto di dire gli omini perché a questo punto qua siamo quasi a parlare di Subbuteo quasi. Vabbè, comunque i due giocatori, il portiere, e avresti lasciato perdere un po' le varie situazioni. Guarda, avrei intanto, visto che hai fatto vedere questa bellissima immagine, mi serve proprio per descrivere. Intanto il disegno parte nella testa, quindi io scelgo la prospettiva in base effettivamente a come la realizzerò, quindi già nella testa lo vedo. Quando lo vedo nella testa praticamente fai conto che è realizzato sul foglio. In questo caso avrei scelto una prospettiva più vista non da dietro i protagonisti, ma un pochettino più verso come fossi stato seduto in tribuna o in panchina, in modo da sfilare Bellanova, in modo che Bellanova non si sovrapponesse al gesto atletico di De Ketelare con il difensore davanti. E quindi banalmente mi sarei spostato più di lato, come fossi stato seduto in panchina. Bellanova a questo punto non veniva davanti e non copriva, era inutile Bellanova. Ecco, diciamo che in quel caso lì Bellanova l'avrei levato o spostato, e gli altri più o meno ci devono essere. Il portiere non troppo vicino ai due giocatori, perché sennò va a fare massa, a fare caos, e quindi devi scegliere un po' la posizione della prospettiva anche per dare un'idea compiuta della dinamica. E sarebbe stato opportuno in questo caso far finta di sedersi nei primi gradoni della tribuna o in panchina. Quindi vabbè, allora togliere i personaggi che non influiscono nell'azione più di tanto, centralizzare il movimento, anche perché poi ci sono più passaggi, più momenti in cui il giocatore, per esempio il gol di Maradona, il gol di Messi che replicò quello di Maradona nel campionato spagnolo, ovviamente in quel caso lì parti dalla tre quarti difensiva, arrivi fino in porta, è logico che i birilli vengono messi solo i birilli, no? E poi ci sono 5-6 probabilmente movimenti di Maradona per arrivare a quel gol lì. Sì, come hai detto te, la traiettoria della palla è fondamentale. La traiettoria, perché ti dà il senso del filmato, te lo dà la traiettoria. Protagonisti principali e non ammassare troppe persone, anche se teoricamente nella partita ci sono. Allora io adesso ti chiedo 2 gol nella memoria storica di Franco Bocchicchio. Uno, quello più bello in assoluto, che non c'entra niente con la tua bravura, attività, diciamo, di illustratore, proprio anche di cuore, di passione, e l'altro invece che ti è piaciuto tantissimo, bellissimo, nel riprenderlo invece sotto forma di illustrazione. Quindi diciamo due illustrazioni, quella del cuore e quella invece del gol più bello realizzato su carta.
Allora, il gol più bello realizzato su carta, per me è il gol che ha fatto Del Piero in Juventus Fiorentina 3-2 del 1995-96. Debutto, non era il debutto forse anche, sì. Per tutto l'insieme di cose, fondamentalmente per una cosa soltanto. Del Piero aveva intuito dove era la porta, ha seguito la traiettoria della palla e ha calciato senza vedere tutto il resto. Per me è un gesto atletico meraviglioso, coordinatissimo, in volo, non aveva i piedi per terra. E la palla non gli viene laterale, gli viene da dietro, completamente da dietro. Il terzino che fece il cross era Orlando. Io penso che Orlando era vicino alla linea del centrocampo, tutto spostato sulla fascia. Quindi immagina da dove gli arriva questo spiovente, come deve calibrare bene potenza, precisione e la messa al 7 di dunque in porta c'era Toldo. Quindi per me è un gol stupendo, al di là che di gol bellissimi nella storia del calcio ce n'è tantissimi, però questo ti ha affascinato anche, anche rappresentarlo non è facile, no? Perché uno dice beh, gli è arrivata una palla, no? Invece per descrivere questa bravura non è semplicissimo, no? Ovviamente. Poi e invece quello scusa? Fulvio aveva fatto una torsione col piede destro stupendo. Sì, quella specie di esterno che poi va nell'angolo alla sinistra di Toldo. Senti, il discorso invece legato al gol un po' della vita, di passione, che può essere sia della squadra del cuore che anche ovviamente della squadra nazionale o di un grandissimo campione. Guarda, allora, sono due che si possono sovrapporre per il gesto atletico. Uno lo scelgo perché lo ha fatto un protagonista dell'Inter che era Karl-Heinz Rummenigge, e lo stesso tipo di gesto atletico lo fece Riva in la Nerossi Vicenza Cagliari nel 1969-70. Una rovesciata. Ho già capito. Hai capito. E Rummenigge invece fa lo stesso tipo di gesto atletico con il Glasgow Rangers. Glasgow Rangers 3-0 e gli annullano il gol. Sì, gli annullano il gol, che poi è un gol che uno fa, quella carica, e poi va a prendere, anche lì c'è una torsione del corpo, cioè non è la tipica rovesciata. Per esempio io ero innamorato degli anni 70 di Klaus Fischer, che era il centravanti tedesco che faceva tantissimi gol su rovesciata, ma era rovesciata canonica, spalle alla porta, pum, prendeva di collo pieno. Invece lì c'è una torsione stranissima. Guarda, la prende un po' prova a descriverla perché non è semplice neanche la descrizione. In realtà, come tu hai ben detto, le classiche rovesciate canoniche o anticipano l'arrivo della traiettoria o la prendono, diciamo, quando sono in asse col corpo. Si arriva che Rummenigge si fanno completamente scavalcare dalla palla, quindi quasi la perdono, e poi con la gamba si girano e vanno a riprendere una palla che praticamente è quasi persa. E l'immagine di Riva che viene presa dal basso, dalle telecamere dal basso, e spiega molto bene questa cosa. Lascia scorrere la palla in alto, quando la palla ormai sembra andata via, perché ovviamente è ancora oltre la sua testa, con la gamba va dietro, si gira, la prende sopra la sua testa. È stupendo. Guarda, di rovesciate così nella storia del calcio io ne ho viste due. Sì, è vero, andrò a vederla questa perché non me la ricordo, anche se ho visto un tuo disegno riguardo a questo, no? Appunto contro la Nerossi Vicenza. Beh, io come interista ho un ricordo, e anche i miei coetanei hanno un ricordo incredibile del gol su rovesciata di Boninsegna nel 1970-71, quello scudetto lì contro il Foggia, in discesa di Facchetti sulla sinistra, cross, però lui lì in quel momento non ha l'uomo. No. Però colpisce l'avversario, però colpisce. Però quello è la classica rovesciata dove tu vai incontro alla palla. Sì, che poi la tiri direttamente. Sì, è proprio è in l'asse con il corpo. Vabbè, questo è. Diciamo che Riva e Rummenigge fanno una specie di gancio. Esatto. Quindi c'è una torsione, un po' di gamba, un po' di piede, un po' dello stesso corpo, no? Invece negli altri casi è magari più in linea la gamba con anche il piede stesso che è dritto, non è quindi spostato. Va bene, abbiamo parlato un po' di tecnica, di tecnicismo anche del disegno. Andiamo a vedere allora, se mi permetti, il calendario.
scorriamo un po' le immagini del calendario, perché abbiamo anche in questo modo dei bellissimi spunti, perché andiamo a vedere dei bellissimi gol. Allora, andiamo a vedere questo. Allora, dunque, eccolo qua, calendario, lo invitiamo. Eccolo qua. Qua innanzitutto abbiamo un insieme di colori, di maglie, dal Vicenza all'Atalanta, al Lazio, Napoli, Guarda, Cagliari, si vede Del Piero in mezzo, che fa Ah quel già, gesto. eccolo là, già, è vero, eccolo là. Andiamo a vedere le altre. Dunque, scendiamo. Quindi questo ero a San Siro, questo qui è un altro, è un gol come posizione incredibile, no? Come Certo, posizione da dove lo va a prendere molto in alto sulla parte destra, non dico sulla linea di fondo, ma quasi, quindi nessuno se l'aspettava, no? Quindi assolutamente no. andiamo a vedere con altro. Questo dal mio punto di vista avresti fatto a meno di farlo rivedere, perché è una feritina. Perché abbiamo perso lo scudetto qui, secondo me. Praticamente sì, sì, sì. Vabbè, questo perché vabbè, siamo interisti, dai, diciamocelo, quindi anche per chi non l'avesse ancora capito. Nel frattempo abbiamo, dopo appunto Fabio Arturo Vellutini che ci ha salutato, abbiamo anche Alessandro Ravezzani, grande fotografo, figlio del grande fotografo dell'Inter, e dice grande Boc, e vabbè, insomma, questo lo sappiamo, quindi lo conosciamo. Andiamo avanti, eccolo qua. Questo, beh, questo, che Questo è dire, unico, è è unico. unico. E tu dovresti sentire, Fulvio, il Mm. racconto che fa Pecci. Ci mette mezz'ora a raccontarti questo gol, Pecci. Ho avuto la fortuna di averlo a cena una sera Sì? e mi ha raccontato la dinamica di questo gol. Ha impiegato mezz'ora a raccontare l'evoluzione della punizione. Maradona gli dice appoggiamela, lui gli dice guarda che non c'è niente da fare, te la posso appoggiare come vuoi, ma non la riesci a buttare dentro, e vanno avanti così qualche secondo, Secondo a qualche decina parlare. di secondi. Chiaramente Pecci ci ha messo mezz'ora a raccontarmelo, simpaticissimo. Devo dire che effettivamente Maradona era sicuro di buttarla dentro dal racconto di Pecci, e tutti erano increduli perché erano tutti schiacciati molto verso la porta. Ecco, come vedi, questo è un gol, mentre una rovesciata, bene o male, si può replicare, no? Le rovesciate alla Klaus Fischer, con le rovesciate volendo, c'era quella di appena detto di Rummenigge e di Riva. Un gol del genere non l'abbiamo mai visto da nessuna parte, perché No, lui prende un piede col piede, accarezza la palla, gli fa fare una traiettoria incredibile in una posizione assurda, perché è anche vicino, perché è un calcio a due. No, sì, un calcio a due, e sì, sì, era quindi un calcio a due ovviamente in area, c'era un calcio a calcio a due in due. area. Ecco. Quando si davano ancora i calci a due in area per ostruzione. Sì, che poi è veramente una cosa assurda che non li abbiano tolti completamente, perché eviteremo tante di quelle polemiche, con un calcio a due abbastanza salomonico, e quindi va bene. Qua abbiamo, Eccolo, eccola qua, questo è quello che eccolo. dicevi, eccolo qua. Allora l'avevo visto sul calendario, ovviamente mi ero dimenticato, giusto? Quindi cross di Domenghini di testa, e Riva che quindi ha il corpo spostato in un'altra direzione, ovviamente colpisce con la palla a rientrare col sinistro, ovviamente il suo grande sinistro, e la mette nel 7. Insomma, direi non male, eh? Non male. Andiamo Era un grande. avanti. Era un grande. Beh, Qua descrivilo, perché qua abbiamo uno di quei giocatori che non aveva grandissima tecnica in assoluto, però aveva una finta che fregava eh, sempre tutti. guarda, la finta di Milito l'ho vista fare, ecco, come tipo di gesto lo faceva, quel dribbling stretto lo faceva Cruyff, e lo faceva anche Rivera in Italia. Sì, spostava la palla dolcemente anche in Sì, questo sì, caso. sì. Beh, se per questo però vedi nel calcio moderno di adesso, l'altro giorno c'è stato il gol di Barella sul lancio di Mkhitaryan, lui si invola proprio, va diretto in porta, poi dopo lui fa con un movimento non in questa direzione, non facendolo andare da quella parte lì, ma fa andare il giocatore, ferma il pallone, in questo caso, quindi non è una finta anche quella, e poi deposita in rete. Quindi evidentemente bisogna avere proprio un intuito e una velocità di testa incredibile, no? No, Franco? Assolutamente sì, perché quasi Barella, prevedendo che il difensore
potesse andare lungo con una praticamente una scivolata, si era già, secondo me, immaginato di fare quel gesto. Era già partito con l'idea di aspettare il difensore, fintarlo in quel modo, a mio parere. Poi, sì, e poi sai, è vero che adesso con le velocità prendono delle sì. rincorse, dovendo anche rinculare perché doveva chiaramente andare a chiudere in diagonale. Quindi è chiaro che hanno anche una velocità pazzesca. Quindi, Ecco, avessi dovuto disegnare quel gol, non sì? potevo fare a meno di disegnare il gesto tecnico di Mkhitaryan, perché Sì, è una palla, è un missile stranissimo perché proprio poi dopo si deposita, no? Perché lui la prende, no? La sfaccetta da dietro, no? il colpo lo dà in mezza rovesciata. Sì, sì, sì. Però ecco, in quel caso lì dicevano che forse l'aveva toccato Lautaro e quindi c'è stato un check del VAR. Pensa che per una cosa impercettibile vai a negare un gol, al di là del fatto che l'ha fatto un interista, perché stiamo celebrando un giocatore dell'Inter, ma l'avremmo detto anche per altre squadre. Per un niente vai a togliere una cosa che sarebbe stata bella in qualsiasi decennio, per dire, non è che stiamo parlando di un gol fantastico, fondamentale della storia del calcio, però insomma un bel gol. Bel gol. Allora, abbiamo qua, ecco, qua abbiamo il grande Boranga che a 80 anni ancora continua a giocare, abbiamo Danova che era il terzino del Cesena, e da questa parte è la partita con cui il Torino-Cesena 1-1 si aggiudica lo scudetto nel 1976 con poi Gigi Radice che uscendo dal campo è visibilmente contrariato perché è finita 1-1, non perché ha vinto lo scudetto. Stiamo parlando del Toro, di un grande Toro, e sono ancora fermi a quei 50, quasi 60 anni, 60 anni fa, che quindi è incredibile perché effettivamente il Torino è rimasto abbastanza in surplus in questo periodo, no? Stanno parlando appunto di Cairo che sta incominciando a ventilare una ipotetica cessione del Torino. Chissà, le tifoserie sembra che abbia fatto. Vabbè, lo spero per i tifosi perché sono abbastanza arrabbiati da anni. Quindi, beh, qua abbiamo un omaggio a Paolo Rossi, dai. Omaggio a Paolo Rossi, la famosa tripletta contro il Brasile, incredibile come un giocatore richiamato dopo cos'erano 2 anni di squalifica, certo, diventa fondamentale, è proprio una storia pazzesca, no? Se pensi. Storia nella storia, perché come ben ricorderemo tutti, purtroppo il mondiale per Paolo Rossi inizia in sordina, con un giocatore che è al centro della critica e che riesce a risollevarsi all'interno della stessa storia, ne fa 2. Sì, appunto, è incredibile. Poi aspetta che qua c'è allora Flavio Ciasca, un abbraccio a entrambi, e Angelo Crespi ci saluta. Allora, dunque, aspetta che devo andare velocemente. Allora, eccolo qua. Beh, questo, mamma mia, cross di Lombardo dalla destra in un Napoli-Sampdoria, giusto? A proposito, sì, è l'anno dello scudetto della Sampdoria, dove la Sampdoria sia all'andata che al ritorno castiga sia il Napoli, campione d'Italia, la Juventus, il Milan, l'Inter, sia a Genova che in una tristissima partita per noi interisti a Milano, che dominiamo ma che riusciamo a perdere, e questo è un gesto tecnico, sì. E questo è un gesto tecnico molto molto bello, perché anche qui Mancini intanto colpisce al volo e poi si sposta col corpo, si butta tutto a sinistra e quindi è veramente bello per come si coordina e dal limite dell'area riesce a centrare, vabbè, prende il palo interno, però riesce a centrare la porta. Non era per niente facile perché era molto molto decentrato rispetto al centro. No, poi era un cross dal fondo molto, molto lungo, quindi ti arriva un pallone con un peso, poi era anche credo un campo un po' allentato. Era brutto tempo, ricordi molto bene. Colpisce lui, quindi come dici tu, si sposta sulla sinistra e colpisce di esterno collo destro, che di solito questi tiri qua vanno dall'altra parte, invece lui proprio chiude da quella parte lì, no? È un gol fantastico, strepitoso. Un chirurgo Mancini, è stato chirurgico.
Ecco, io ho certe volte un'idea di fare un podcast e ogni tanto ci penso. Pensa che cosa può pensare un giocatore in quel momento, perché no, chiaramente lo dovrebbe dire l'artefice di una situazione di in questo caso Mancini. Maradona non ce lo può più dire, però di quel bellissimo gol contro l'Inghilterra, però c'è un quid, un qualcosa che scatta ed è molto personale, no? E quindi è una Guarda, cosa pazzesca. come sottotitoli a questo gol metterei quel celebre passaggio di Amici miei che dice cos'è il genio? È velocità, rapidità di esecuzione. Adesso non mi ricordo tutti i 4 Sì, aggettivi sì, che sì, vengono, sì. però è questo il genio, questo è il genio, perché in un attimo riesce a capire cosa va fatto nel migliore dei modi e nel Hai modo che detto, riesce a fare. hai detto giusto, hai detto molto bene, tra parte perché hai preso un'eccellenza del film comici, però riferiva, mi sembra di ricordare, all'ipotesi della zingarata, che era lì, ci voleva effettivamente un quid di 4-5 teste per andare a sfottere, insomma, il mondo. Normalmente qualsiasi altro giocatore qui l'avrebbe stoppata di destro, di sinistro, sarebbe entrato in aria perché poi Sì, non aveva nessuno davanti, quindi la stoppava, andava dentro, provava a farsi uscire il portiere. Lui prende certo. al volo, via, basta. Cioè, è un Bene. grande. Andiamo qua, quindi Cassetti, Totti e Berti, quindi anche questo è un altro gol bellissimo con la Sampdoria. Sì, sì. Tra l'altro ho rivisto gli highlights di questa partita, non mi ricordo se era il 2006 il 2007. Nel primo tempo Totti ci ha provato 2 volte a fare questo gol Ah e sì? addirittura sì, sì, se ti vai a vedere le immagini è bellissimo perché nel primo tempo dalla parte opposta ci prova, sbaglia clamorosamente e finisce contro il pubblico che quasi lo irride e lui sorride, cioè si divertono quasi dell'errore, però poi non gliela perdona. Nel secondo tempo non gliela perdona perché questo, tra l'altro, qui non sono riuscito a rendere bene, cioè è bello tutto il disegno, per carità, è bella anche la L'esterno, posizione. dici l'esterno, No, il avrei piede? dovuto mettere Totti ancora più verso la linea di fondo, perché Sì, era ancora più verso la linea di fondo. Era molto prossimo, diciamo così, sì. all'uscita dell'area di rigore, quindi era veramente vicino alla riga, ma era molto più vicino alla linea di fondo rispetto a questa posizione. Solo che a volte devi cambiare proprio formato del disegno. Questo disegno avrebbe avuto bisogno di un'immagine molto più rettangolare, molto più lunga. Ah, ok, sì, sì, più in campo aperto, diciamo, un po' più Certo, allargato. certo, certo. Bene, andiamo. Ecco, questo è un altro che potevi evitare di mettere. Questo è Beh, un gol. Io ho sentito Collovati proprio direttamente e mi disse che in realtà lui non era saltato. Quindi è gli ha preso vero. il tempo, gli ha preso il tempo. Però se tu hai tifosi di qualsiasi squadra, gli chiedi qualche gol iconico del Milan, Sì, sì che ti parlano di Van Basten, per carità, però secondo me i tifosi del Milan, io ho anche qualche tuo collega giornalista che ha voluto questo e non ha voluto gol di Van Basten. sì, sì, eccolo qua. Vabbè, ma qua perché richiama tantissime cose, perché era il periodo del Milan della Serie B e quindi Sì, rischiava ed era il Milan stavano, torna al successo il Milan torna al successo nel derby dopo molti anni con eh, con questa vittoria. era un po' la resurrezione del tifoso interista, del milanista, quindi insomma, Certo. tra parentesi, come vedi anche in questo caso, io l'ho portato scherzosamente per metterlo alla pari, non ci siamo avventurati adesso in questo discorso su Etli, ma in realtà come vedi anche lì c'è il giocatore difensore Colovati che cerca di intercettare, sa di essere stato preso nel tempo, no? Nel tempo giusto da Etli. Etli sembra che si appoggi, poi in realtà è chiaro che ci deve essere un contatto, pensando al gol di De Ketelaere contro il Milan in Atalanta-Milan, no? Quindi lì mi è sembrato che Teo Hernandez fosse già imploso prima ancora, sapendo che ormai gli aveva preso il tempo, poi magari si è appoggiato ulteriormente il giocatore belga. Io credo, io credo che il calcio sia bello anche perché nei limiti del regolamento sia uno sport di contatto dove c'è tanta dinamica e probabilmente sia Atley che De Ketelaere prima colpiscono di testa e poi eventualmente franano sul difensore e non Certo, per viceversa. forza, E non per forza. viceversa.
Hai ragione, perché prima vai a toccare la palla. No? Chiaro che ci sono delle situazioni in cui con le mani vai sulle spalle e tieni giù il giocatore. Allora in quel caso lì è palese che non l'hai fatto saltare. No? Quindi, certo. Però in quel caso lì secondo me lo avremmo visto, cioè prima schiacci e poi colpisci, mentre questi sono due gesti atletici meravigliosi, dai, meravigliosi. Sì. E quest'altro, caspita, questo è un derby Genoa-Sampdoria con una staffilata mostruosa di Branco. Poi abbiamo questo qui che questo è un altro gol annullato sempre dallo stesso arbitro Roth, che annullò il gol di Calle Rummenigge contro i Rangers. Cioè Roth, dopo aver fatto quel disastro con Calle, suo connazionale, tra l'altro mi ha raccontato proprio Alessandro Ravezzani che l'arbitro Roth, essendo tedesco, va negli spogliatoi dopo la fine della partita, chiede a Rummenigge la maglia, che lo manda a stendere clamorosamente. Pochi mesi dopo, perché qui siamo nella finale di Tokyo, Juventus Argentinos Juniors, stesso anno, Roth riesce, forse più giustamente perché c'erano due giocatori della Juve probabilmente in fuorigioco passivo, e ho cercato di evidenziarli col 5 e col 9, uno è Serena e l'altro è Brio, però anche qui Platini, cioè un gesto di Platini così, petto, destro e sinistro al volo, non era da annullare per la bellezza di quello che ha fatto Platini. E sì, perché lui è di corpo, riceve la palla, quindi da Bonini di testa. Lui sì, la domestica col corpo di petto. Poi sì, si gira e scarta destro. l'uomo alzando la palla. Sì, fa, E poi fa se la posiziona, dici, beh, insomma, cioè, è un gol diciamo che incredibile. oggi come oggi non sarebbe stato annullato, perché il 5 e il 9 sarebbero stati fuori dalla traiettoria in fuorigioco passivo. Quindi oggi questo gol sarebbe stato... Certo. Sì, no, poi a parte il fatto che poi purtroppo queste cose qua non le possiamo più vedere perché non riesci ad avere una vita normale in area con una disposizione in campo. Vabbè che anche qua ce n'erano di giocatori avversari, però effettivamente è molto difficile, ti escono subito in due e non riesci a far fronte. Certo, lì erano proprio piazzati come li ho messi qui, perché me lo sono dovuto studiare tanto questo gol. Quindi erano veramente 4 difensori veramente in linea che sono rimasti lì a celebrare, a guardare Michel cosa combinava. Io dico che questo è il tipico disegno capolavoro di Franco, perché vediamo proprio l'azione con il movimento del singolo giocatore in 3 fasi, 1, 2, 3, e la conclusione e lo stupore anche dei giocatori, tipo il 7 e il 2. La cosa molto carina è che in alto a destra c'è anche un omino che osserva da dietro, un accattapalle, che è un piccolo dettaglio simpaticissimo. Col naso appoggiato sulla Col naso appoggiato, ecco. Sì. Allora qualcuno ci ha mandato... Sono le licenze, no Fulvio? Sono le Scusami? licenze dell'autore, no? Che si Vabbè, dai, carino. Quindi abbiamo Flavio Ciasca, Franco Monica Bocchino, soprattutto la mano de Dios. Grande. Angelo Crespi, capolavori come i tuoi disegni. Ciao Franco, qual è il gol più difficile che hai poi messo a disegno? Il gol più difficile? Beh, questo penso che sia già abbastanza... Questo è complicato, sì. Ma guarda, i gol difficili sono quelli dove devi, come ho detto prima, purtroppo eliminare, diciamo così, fisicamente delle persone che andrebbero a ingolfare la traiettoria. Per esempio, difficilissimo da fare, e ci ho messo parecchio, il gol di Di Marco domenica, giusto così ce l'abbiamo tutti freschi nella testa. E io ho un PDF qui, se vuoi te lo invio, ma se no non allunghiamo il brodo più di tanto, ma ho dovuto levare i giocatori che erano davanti a Di Marco, perché se no non riuscivo a rendere il gesto di Di Marco il gesto del portiere e la traiettoria della palla. E non era facile, è vero. No, ma infatti ho dovuto pulire perché il lettore si concentrasse sul passaggio di Mkhitaryan, sul tacco di Di Marco di sinistro e il colpo di destro immediatamente dopo. Se avessi messo tutti i protagonisti dove effettivamente erano, veniva un caos, un mucchio di gente. Sì, poi in due tempi, perché anzi in 3 tempi, passaggio, tacco e tiro. Certo, e quindi ci sono queste figure che si muovono, dopo non è facile. Insomma, da qui vediamo
la perizia tecnica e la bravura insomma di Franco. Va bene, abbiamo finito il calendario, facciamo vedere una cosa velocissima riguardante appunto il calendario invece della seconda stella. Rimuovo questo, andiamo a riprendere un altro, quindi condividi, eccolo qua. Questi che tu farai vedere adesso hanno un'altra Sì, caratteristica. Allora, mentre quelli che hai visto prima sono curati, magari ci metto anche un mese a farlo perché ha colori, eccetera. certo, Questi li ho fatti stile come quando collaboravo per i giornali, cioè durante la partita. certo. Quindi possono avere anche dei micro o macro errori, non ce n'è tanti di errori, ma qualcosa ci può essere, Non li perché vediamo. mentre guardo la partita li faccio. Quindi finiti i 90 minuti, finito il disegno. Beh, insomma, un colpo d'occhio, anche una velocità di esecuzione pazzesca. A parte il fatto che sono bellissimi, anche se sembrano, come dici tu, un po' più troppo immediati con qualche sbavatura. Non mi pare. Comunque, vabbè, bellissima. Hai una grandissima È bello, tecnica. perché questo, esatto, parlavi della tecnica. Questo, secondo me, produce l'anima con cui Carmelo Silva li creò, ovvero Certo. mancava la TV, andava a bordo campo con un pezzo di carta e una matita, finita la partita lui aveva fatto il servizio. E quindi quando avevo iniziato negli anni, fine anni 70, primi anni 80, tante volte tu lo sai, te l'ho detto, non avevo nulla, non avevo il videoregistratore, cioè dovevo fare veloce e mandarli subito via col treno, quindi non c'era tempo di curare tanto. Sono fatti con quello stile lì, durante la partita come fosse una moviola in diretta, e tante volte appunto finita la partita, finito il disegno, perché bisogna mandarlo via. Questo era semplicemente un gioco per allenare la mano, poi non li ho neanche colorati. Questo, per la verità, questo in sé l'ho ripreso, l'ho colorato e l'ho donato a Thuram, perché poi è diventato il gol Vabbè, della stagione, gol no? fondamentale, insomma, quindi Esatto. vabbè, insomma, io chiuderei qui i due calendari, quindi rivolgetevi ovviamente a Franco Bocchicchio riguardo appunto questi due calendari, se volete acquistarli e fare anche della beneficenza. Ricordiamoci che in questo caso il gol pazzesco, incredibile, un biglietto da visita di Thuram che sorprese tutti, lasciate un po' i poveri interisti dopo aver visto il gol di Etli esultare anche per un gol di questo tipo che è notevolissimo. Vabbè, insomma, poi tanto il Milan si è rifatto nel derby dell'andata e quindi in qualche modo pareggiamo i conti. Allora andiamo a vedere Nestore Del Boccio, bravissimo, grande efficacia. Beh, questo te lo dice Nestore Del Boccio, che è un grandissimo artista, grandissimo illustratore, quindi siete della stessa categoria. E quindi Lo grande ringrazio veramente tanto. stile illustrativo di estrema sintesi. Flavio Ciasca, calendario stupendo, l'ho comprato, vi assicuro che dal vivo rende molto di più, come tutte le opere di Franco. Va bene, adesso abbandoniamo un attimo i calendari, siamo anche ormai a 2/3 di trasmissione, manca un quarto d'ora, ci buttiamo nell'attualità, togliamo questo. Sei pronto? Sì. Quindi togliamo anche il commento, eccolo qua. Allora, ci ritroviamo adesso a parlare invece di situazioni. Io avevo in qualche modo organizzato la trasmissione con gli allenatori, perché gli allenatori quest'anno sono un po' la parte fondamentale, no? Dell'inizio del campionato, perché sono credo 8 panchine, se non anche di più, ma soprattutto ai vertici, sapevamo, sono stati cambiati, quindi con un cambiamento ovviamente di linea. Pensiamo alla Juventus che è passata da Allegri a Thiago Motta, sperando di riuscire a cambiare qualcosa, in qualche modo un upgrade di Palladino che va dal Monza alla Fiorentina, il Bologna, altra piazza interessante, però con un Bologna depauperato italiano, passa dalla Fiorentina al Bologna. Abbiamo Fonseca, molte polemiche con un allenatore precedente che aveva portato comunque uno scudetto dei piazzamenti onorevoli. Gasperini che in qualche modo va avanti e sta diventando un po' il centro dell'attenzione, notevolmente il centro dell'attenzione. Inzaghi che imperversa col suo stile, il suo modo di ragionare, e Conte che la panchina nuova in qualche modo fa vedere che comunque il suo DNA viene in qualche modo rappresentato. Qual è l'allenatore che in qualche modo ti ha stupito maggiormente, sia in senso negativo uno e in senso
positivo l'altro. Devo dire che Palladino e Baroni stanno facendo veramente ovviamente c'è anche qualcosa. Baroni, certo. Sì, stanno facendo veramente qualcosa di inaspettato. Allora, l'Inter, e rispetto all'anno scorso anche la Juve, che l'anno scorso aveva, credo in questo momento aveva 35-36 punti ed erano già staccate Inter e Juventus. Beh, l'Inter si conferma con questo allenatore che ormai si sta dimostrando veramente di qualità superiori. Però ha un po' rallentato. Inter e Juventus hanno un po' rallentato per vari motivi. E quindi Baroni e direi a questo punto Palladino assolutamente sono le sorprese più forti, perché Gasperini non si può più considerare una sorpresa ormai, così come a mio parere non si può considerare una sorpresa l'Atalanta. Ti citerei questi due allenatori. Conte è una certezza, poteva essere primo, secondo, ma comunque aspettiamo che il Napoli di Conte arrivi nelle primissime posizioni sicuramente a fine anno, perché è una garanzia in termini tra le prime tre posizioni del campionato, perché comunque è una garanzia a livello di affidabilità e di risultati che riesce a ottenere dai suoi uomini. Pagherà, se non vincerà lo scudetto, pagherà il fatto che è il primo anno all'Inter arrivò secondo a un punto dalla Juventus e arriverà anche così quest'anno sicuramente. Però devo dire veramente complimenti fortissimi a Baroni, perché con la società ha saputo organizzare squadra nella campagna acquisti e gioco, e Palladino non ci credeva nessuno, probabilmente anche lì ha fatto quello che ha fatto a Monza, crescendo di un livello a livello di risultati, e quindi ti metterei subito. Senti, un po' di delusione ovviamente viene dal Milan e dalla Juventus. Non è che per caso è più facile, non stiamo parlando di grandi squadre, per carità, se non voglio, tipo la Lazio, no? Perché non è che stiamo parlando di una provinciale, però la Lazio magari ripartendo, sapendo che poi lo Tito non investe più di tanto, cioè alla fine viene celebrato di più l'allenatore in questo, perché sta facendo un exploit notevole, no? Si pensava magari a una stagione interlocutoria e invece è lì a lottare per le prime posizioni. E poi invece c'è una grande aspettativa con le piazze fondamentali, no? Il Milan e la Juventus, e quindi noi abbiamo questa sorta, diciamo, di contrapposizione. Adesso vediamo se riesco a far vedere la foto, eccola qua. Questa è una foto dell'anno scorso tra Thiago Motta, che però era al Bologna, e Allegri. È un po' controversa, per esempio, parlando adesso del caso della Juventus. Per me Allegri l'anno scorso ha fatto non bene, benissimo. Ma sì. Quest'anno certo, ha vinto anche una Coppa Italia, no? E quindi però il gioco. Quest'anno Allegri negli ultimi 2 anni ha dovuto lavorare sulle macerie societarie, e invece è riuscito a motivare i ragazzi, e quindi è stato un grande campionato quello che ha fatto Allegri l'anno scorso, coronato comunque con un successo. Non dobbiamo dimenticarci di Pecchia al Parma, che sta lavorando molto bene, al di là del fatto che contro l'Inter domenica scorsa c'era poco da fare, però la differenza la fa la piazza, Fulvio, perché l'anno scorso il buon Thiago Motta, che è stato giustamente osannato e glorificato per il campionato che ha fatto nel Bologna, aveva a oggi gli stessi punti che ha con la Juventus quest'anno. L'anno scorso il Bologna aveva gli stessi punti della Juve di quest'anno, però la piazza ti rende più sereno, e quindi ti richiede meno performance, ti puoi permettere passaggi a vuoto, ti puoi permettere esperimenti, ti puoi permettere di arrivare. E invece Milan e Juve purtroppo chiedono i risultati subito, e quindi è chiaro che è più facile criticare poi un allenatore di Milan e Juventus, però Thiago Motta sta facendo quest'anno quello che ha fatto anche a livello di gioco nel Bologna l'anno scorso. Il Bologna si chiudeva e ripartiva. Il Bologna aveva preso pochissimi gol l'anno scorso, ma ne faceva poco. Quindi, però ha ereditato la capacità difensiva di Allegri da un certo punto di vista, con un problema comunque di attacco. Lui quindi attacca con più persone rispetto ad Allegri, con più giocatori, e in più ha un giocatore lì davanti che secondo me non è tagliato per la Juventus, dovrebbe essere appunto lo Zirkzee che c'è al Manchester United in questo momento, invece di un Vlahovic, no? Quindi alla fine è imbattuto, perché Thiago Motta è imbattuto, quindi non è che...
Certo, ha perso solo nella Champions, in campionato imbattuto, forse dovrebbe rischiare un pelo di più, mentre tante volte gli stessi tifosi juventini criticano la formazione iniziale di Thiago Motta, e forse gli manca una spalla a Vlahovic. Avesse avuto Zirkzee, probabilmente con due punte che scambiavano, toglievano pressione a Vlahovic, due punte così, probabilmente sarebbe stata più forte la Juve in attacco. Oggi come oggi, sino adesso, Vlahovic tra infortuni e partite da titolare, ma è l'unico centravanti che hanno. Certo, infatti, perché Milik è fuori e poi hanno dei falsi 9 come UEA, giocatori che quindi, questi sono dei problemi anche a livello strutturale della società in fase, diciamo, di campagna acquisti. Quindi vediamo dei problemi, li vediamo anche per Fonseca, no? Che quindi lì c'è una piazza che pretendeva molto di più, l'anno scorso è arrivata seconda ma a 19 punti dalla prima. Quest'anno alla fine Pioli non è che facesse poi così tanto male, no? Quindi dove sbaglia Fonseca in questo momento? Allora, mi sembra che allora, io ho visto la partita, ho visto il derby. Il derby, devo dire che Fonseca è stato estremamente intelligente, perché ha ribaltato quello che noi abbiamo fatto nei 6 derby precedenti, cioè li abbiamo aspettati e li abbiamo colpiti in velocità. Probabilmente quando non riesce a fare questo gioco e quindi a far partire le folate dei suoi giocatori, quando trova la squadra avversaria che si copre un po' di più, probabilmente questo bellissimo risultato che ha ottenuto nel derby non riesce a ottenerlo. Probabilmente non ha neanche una gran difesa. Alla fine della fiera non è in questo momento la continuità, la caratteristica, la qualità del Milan. Il Milan dovrebbe cercare di trovare un pochettino più di qualità e di affidabilità nei risultati. È difficile per me commentare una squadra che non seguo tutte le domeniche, però mi sembra che il Milan difetti proprio di continuità di risultati. Fa delle bellissime prestazioni, l'abbiamo visto anche in Coppa, la fa anche in campionato, ma non riesce poi a ripetersi. Forse lui paga il fatto di non allenare questa squadra da tempo, e quindi è nuovo della piazza ed è nuovo dei giocatori, e forse magari non ha proprio la rosa ideale che ti consente di stare lì al vertice costantemente, come invece l'Atalanta ormai riesce a garantire ai tifosi, alla società, e come lo stesso Conte, che ha molta esperienza, riesce a ottenere dai suoi giocatori. Forse è la continuità quella che l'allenatore non è ancora riuscito a dare. Ha dovuto nella continuità, infatti, se tu pensi, c'è un continuo cambiamento di giocatori e anche di scelte. Per un po' ha deciso di accantonare Leao, e anche, questo anche non è un bel messaggio. In quel momento ci sono state discussioni, mi ricordo quando a Roma c'era stato un time out e due giocatori si erano allontanati. Probabilmente non c'è la chimica giusta nello spogliatoio anche per garantire continuità. Diciamo che poi anche dal punto di vista tattico non ha migliorato la fase difensiva, forse l'ha anche peggiorata rispetto a Pioli. Pioli in fin dei conti faceva giocare molto per la ripartenza e l'attacco, mi sembra che Fonseca faccia più la gestione del pallone in attacco e quindi scopre dietro la difesa con dei giocatori che non sono dei fulmini di guerra, quindi insomma è un equilibrio che non è facile, però vabbè, insomma gli stanno dando continuità, quindi si fidano ancora di questo progetto, ecco, quindi è chiaro che non è facilissimo. Senti, il campionato dell'Inter è pieno, ovviamente la stagione dell'Inter è pieno di impegni, ho guardato anche le partite della Supercoppa, saranno quindi, se uno va avanti, 2 partite a gennaio, che quindi faranno saltare anche un turno ovviamente di gennaio che dovrà essere recuperato, più l'altra partita che deve essere recuperata dalla Fiorentina, insomma una stagione pazzesca che si concluderà con, lo vediamo qua, con questo, con il mondiale per club. Allora, per me questo è il primo obiettivo, parlando, a parte che vabbè, un tifoso vuole vincere tutto, però per me questo è il primo obiettivo, perché vorrebbe consacrare, insomma, più forte di tutti quando arrivi fino in fondo ad una manifestazione del genere. Credo insomma in qualche modo sia molto importante e riesca anche a mischiare finalmente quei sapori
di calcio sudamericano, anche volendo uno in crescita come quello degli States oppure dell'Oriente. Insomma, è una cosa bella, positiva da quel punto di vista. Per te, sei d'accordo oppure hai in qualche modo, per esempio un mio amico dice no, la Champions, lo scudetto l'abbiamo già vinto? Dunque, intanto sono d'accordo con te sul fatto che il campionato del mondo sia estremamente suggestivo, perché ti fa rivivere vecchie storie, vecchie atmosfere, Inter Independiente, adesso ci sarà Inter River Certo. Plate. Mi riporta, senza andare negli anni 60, mi riporta alle atmosfere del mondialito che si faceva a fine stagione a Milano, 180. Inter Santos, Inter Peñarol, eccetera, eccetera. Sì. Quindi è molto suggestivo. È molto d'immagine, perché chi si metterà in luce in quel campionato avrà una vetrina anche a livello probabilmente di ritorno di sponsorizzazioni economico molto importante, perché ti guarda tutto il mondo. Non so quanto possa contare questo trofeo nella bacheca, sicuramente avrebbe un peso notevole la Champions, e per un affezionato, appassionato come me di campionato, non cambierei il campionato quasi con nulla. Tuttavia il problema del campionato è che già domenica abbiamo Lazio-Inter, Certo. perché se no ti direi che questo è il momento storico dove l'Inter ingrana. Il momento stagionale, dicembre-marzo, con Inzaghi abbiamo fatto le accelerate, e quindi però cominciamo a vedere come va Lazio-Inter, perché è molto dura. Non è facile la partita di domani all'Leverkusen contro il Bayern, però è ovvio che se tu riesci a fare punti, magari riesci anche a vincere, è finita. Vai a 16 punti, le ultime 2 partite giochi in surplus, quindi hai bisogno di rifiatare, no? Far rifiatare. A parte il fatto che, vabbè, non è che sono tutti uguali i giocatori, quindi lui però è comunque contento della rosa, quindi va bene. Guarda, Allora, volevo dire una cosa brevissima. Il dimmi. grande merito di Inzaghi quest'anno è che non guarda sul breve termine, ma sta facendo avanzare, sta facendo giocare tutta la rosa parallelamente dall'inizio del campionato. Quindi potremo avere una primavera dove sono tutti in forma e dove non ha spremuto metà della squadra. Quindi questa è una cosa anche perché poi, al di là del fatto che lui l'11 titolare lo conosciamo, lui lo presenta nelle partite, diciamo, più importanti, però è anche vero che se uno non gira bene e hai invece una presunta riserva, l'hai fatta veramente tirare nel migliore dei modi a lucido per gli appuntamenti importanti di marzo. Io credo che questa sia anche una doppia opzione, no? Una continua opzione che Inzaghi riesce ad avere, quindi per quale motivo deve abbassare il livello dei titolari non facendo giocare le riserve? Quindi è giusto che ci sia una programmazione a medio-lungo termine che potrebbe dare i suoi risultati questa primavera, quando bisogna fare lo sprint primavera-estate, perché poi si finisce a giugno-luglio. Senti, siamo in chiusura, adesso vi faccio vedere il prossimo turno, che appunto è venerdì 13 dicembre, abbiamo Empoli-Torino, poi sabato c'è Cagliari-Atalanta, Udinese-Napoli, Juventus-Venezia, domenica Lecce-Monza alle ore 12:30, poi abbiamo Bologna-Fiorentina, guarda caso, parlavamo delle 2 guide che in qualche modo si intrecciano. Poi abbiamo il Parma-Verona, con il Verona che è molto in un periodo veramente di crisi, il Como-Roma, Milan-Genoa con il Genoa di Vieira, chissà cosa può succedere, poi la partita clou che è Lazio-Inter. Tolta la partita Lazio-Inter, quale partita andresti a vedere per interesse o per altri motivi? Dunque, andrei a San Siro a vedermi Milan-Genoa, perché penso che Vieira stia inquadrando la squadra che si era un po' sfilacciata negli ultimi tempi, e sarei quindi curioso di vedere quel gran giocatore che è stato Vieira, come riesce a mettere sul campo le pedine, e niente Balotelli fare lo scherzetto alla sua ex squadra. Vabbè, qua viene fuori un'anima interista, ovviamente, una deriva interista, anti-milanista soprattutto. Vabbè, insomma. Quindi salutiamo gli amici che sono intervenuti, Ebanisteria Barbagallo Filippo, buonasera a entrambi, Flavio Ciasca, Nessore del Boccio, Angelo Crespi, Alessandro Ravessani, Fabio Arturo Vellutini, poi insomma gli altri, Chicco Agnese,
abbiamo altri qua, eccolo, Pierluigi Arcidiacono, Rocco Calandruccio, Luca Di Falco, Nessore Del Boccio, Michele Pisani. Vabbè, grazie per aver seguito la trasmissione. Nel frattempo faccio vedere di nuovo i calendari, li abbiamo qua, eccoli qua. La palla nella rete, calendario del 2025 con i gol iconici più incredibili, bellissimi, recuperati dall'archivio di Franco Bocchicchio, e poi per chi è interista 2 stelle nel cielo, che sono tutti i gol, quasi tutti i gol, insomma, della cavalcata dell'Inter della passata stagione. Quindi insomma, poi vabbè, ci sono altre cose, noi ci vedremo ovviamente prossimamente per la presentazione del libro con Fabio Locascio, giusto? E quindi parleremo ovviamente di questo libro che, come al solito, eccolo qua che lo va a prendere, eccolo qua, presentazione. Anche in questo caso è l'annuario del calcio italiano, il campionato del calcio di Serie A 2023-2024, dove vengono riportati tutti i tabellini delle partite della passata stagione, è incredibile, grazie a Fabio Locascio, e i gol chiaramente fondamentali della cavalcata dell'Inter, ma non solo dell'Inter. Franco, grazie, è sempre un piacere parlare di questo, della tua arte. Sempre un piacere parlare di calcio, di passione, e sono le cose fondamentali che ci legano a questo bellissimo sport. Fulvio, io ti ringrazio per avermi dato questa opportunità, saluto tutti, sono contentissimo, diciamo così, di essere stato, diciamo, l'inizio della tua trasmissione di quest'anno, e visto che ci siamo quasi, lasciami fare gli auguri a tutti per il prossimo Natale che ormai è alle porte. Sì, ci siamo. Bene, allora buon Natale anche a te e a tutti gli amici. Noi avremo ancora un paio di trasmissioni, quindi grazie ancora allora Franco, buona serata. Ciao. Grazie a tutti, ciao, grazie Fulvio. Ciao. Insomma, quindi è bellissima la trasmissione, quindi insomma abbiamo visto dei movimenti, delle bellezze ovviamente del calcio, con questi istanti dei gol, ma anche magari in quei momenti che sono più di un istante del momento del tiro, ma proprio dell'azione, che vengono riportati ovviamente da Franco Bocchicchio. Grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa. Noi ci vediamo settimana prossima, sempre allo stesso orario. Grazie ancora e buona serata.